Perché? Ci può essere un perché alla ferocia? Certo che no. E diventa un caso che la dice lunga sulla mentalità che continua a resistere dalle nostre parti, ovvero l'indifferenza della gente che ha fatto finta di niente mentre la ferocia si accaniva su quelle persone fragili, incapaci di reagire. Così è stato semplice colpire e umiliare. Ieri, nel giorno della memoria, i carabinieri sono riusciti a identificare i responsabili di quello che non è sicuramente un fatto legato all'odio razziale, ma avvicina di molto alle azioni compiute dai nazisti, di cui ieri si sono ricordate appunto le infami gesta. È un fatto che provoca lo stesso orrore. Per il prefetto di Agrigento, che ieri ha presieduto la cerimonia in memoria dei deportati, il mondo continua a girarsi dall'altra parte e così la violenza del più forte verso i deboli diventa una pratica diffusa anche nella nostra realtà. La Chiesa agrigentina, con l'arcivescovo Francesco Montenegro e il coadiutore Alessandro Damiano, è intervenuta affermando che i fatti di Ricata devono spingere al cambiamento perché non si ripeta di più quanto accaduto. Dobbiamo sentirci fortemente interpellati, hanno detto Montenegro e Damiano, dal grido di aiuto rimasto inascoltato. Intanto l'arma dei carabinieri, come sempre presente sul territorio, anche questa volta è riuscita a fare luce sulla triste e odiosa vicenda e non è mancato l'ennesimo invito ai cittadini a collaborare. Il comandante della compagnia di Ricata, capitano Francesco Lucarelli, ha parlato di indifferenza dei passanti. Nessuno, ha detto l'ufficiale, ha sentito il dovere di chiamare le forze dell'ordine.